Grazie, molto gentili. Io penso che già qualcosa vi abbiamo trasmesso, soprattutto questa forte caratteristica delle voci gutturali. E questo che proprio ci dà la caratteristica peculiare appunto del canto a tenore. Diciamo subito che la nostra società strettamente radicata al mondo agropastorale ci porta un po' indietro nel tempo per capire proprio l'origine di questo canto. Bisognerebbe andare proprio a ritroso nel tempo, addirittura si parla anche di 3-4 mila anni, poi alla fine non sappiamo bene quale sia il punto di partenza, ecco. Però è quasi sicuro che comunque ci sia questo legame forte con la natura, tra l'uomo e la natura. L'uomo ha stretto contatto con la campagna, altro non poteva fare che comunicare proprio con gli animali. Quindi con la pecora, ecco quindi la contra, che sarebbe quasi l'imitazione del verso della pecora, il basso, l'imitazione del verso del bue, la mezzavoce, un po' romanticamente si dice che sia il sibilare del vento o il cinguettio degli uccelli, e la voce solista che chiaramente chiude il cerchio a formare appunto l'insieme, l'armonia del canto a tenore. Adesso noi vi proponiamo un canto su ballo serio, che vuol dire ballo serio, ballo moderato, un canto che viene utilizzato per accompagnare le danze popolari proprio in occasione delle feste religiose.
feste patronali, feste di campagna, e anche nella festa della Madonna dell'Annunciazione, che proprio avrà inizio il 9 maggio. A differenza dei canti strettamente religiosi, il primo canto si sterrita e il ballo che sentirete ora, potrete notare che 3 del gruppo non pronunciano dei versi poetici, ma delle sillabe che non hanno senso. Servono proprio per accompagnare, per dare una sorta di ritmo, un accompagnamento ritmico a tutto il gruppo, a tutto il canto. Sentite proprio queste sillabe bim, bam, bom. Quindi vi presentiamo su Ballusirio, singolarmente, inizialmente, ecco, sentirete le voci, partendo dalla voce solista, seguita dal basso gutturale, dalla contragutturale e dalla mezzavoce, per poi fonderci completamente nel canto a tenore, insomma, normale, così come lo proponiamo sempre. Grazie.